Noi frequentiamo il mercato di Vittorio Veneto da una ventina d'anni circa. Allora appunto all'inizio era un bel mercato fiorente, la gente veniva, comprava con soddisfazione, era contenta proprio di venire al mercato. Adesso negli ultimi tempi purtroppo sai un po' il discorso dell'economia che va un po' zoppicando, un po' l'apertura di vari centri commerciali anche di una certa entità, naturalmente i clienti sono sviati. Poi abbiamo tutte le domeniche aperte, questi qua lunedì non vengono più al mercato, oppure vengono proprio perché sai devono passare in centro, ma non per lo scopo di venire al mercato perché trovano la qualità, trovano il prezzo, trovano l'accoglienza, un sorriso, vengono solo perché così. Appunto perché vengono defluiti in certe attività commerciali che danno più possibilità, perché viva Dio c'è il parcheggio, c'è il caldo, c'è il fresco, c'è di tutto, trovano di tutto e quindi qui vengono quando appunto sono proprio agli estremi. Qui è abbastanza bene, dai. C'è un po' di calo di presenze, però nel complesso buono, dai. I clienti sono abbastanza abitudinari, quindi ogni lunedì tornano. Proposte, non so, noto solo che c'è un pubblico un po' anziano rispetto ad altri mercati. Secondo me manca il fatto che nella via non ci sono uffici, non ci sono bar, perché in questo pezzo di strada non ci sono servizi pubblici, quindi meno gente che magari va a fare la pausa caffè. Da quanto tempo frequenta il mercato a Vittorio Veneto? 40 anni. Come vede l'andamento del mercato qui a Vittorio Veneto? Oddio, un po' di calo c'è, è logico, purtroppo un po' dappertutto, comunque qualcosa anche qui sì. È fisiologico che con la crisi ci sia il calo di lavoro, un po' diciamo che la gente compra meno, è più diffidente, bisogna avere pazienza, tanta. Da quanto siete qui in mercato a Vittorio Veneto? 40 anni. Come vede il mercato qua nello specifico a Vittorio Veneto? Il mercato è buono e che con l'entrata di tutte queste aperture domenicali c'è un calo generale su tutti i mercati. Qualche proposta per rivitalizzare il mercato? Attirare giovani perché l'età del mercato è di una certa età, pensionati, disoccupati sono quelli che escono. Qua a Vittorio purtroppo noi siamo stati penalizzati, io sono qua da tantissimi anni e sappiamo tutti che il mercato va stabilito in base all'anzianità. Noi qui era il posto centrale e purtroppo hanno spostato tutto il mercato verso il centro, togliendo la frutta da qui, Serravalle è morta e lo sappiamo tutti, e non hanno fatto più la distribuzione come doveva essere fatta, quindi ci troviamo con la frutta tutta lassù e qui non hanno penalizzato questa zona da questa parte. Idee ci sarebbe da distribuire meglio anche gli articoli perché la frutta è tutta lassù, certi generi sono solo lassù e qui non c'è più niente, noi siamo gli ultimi, la coda del mercato quando eravamo i più anziani. Quindi sarebbe da distribuire meglio magari le cose o spostare tutto più verso il centro, risistemando tutto. Come vede l'andamento del mercato in questi ultimi anni? Rispetto agli anni migliori più difficile, certo ci sono giornate come magari oggi in cui si vede un po' più di movimento, allora magari lavorando bene si può fare qualcosa, sì. Diciamo rispetto agli anni migliori adesso è un po' meno sicuramente. I mercati stanno tutti un po' scendendo da qualche anno a questa parte perché purtroppo c'è stata una flessione dei consumi eccetera. Vittorio forse è uno di quelli che in questa fase qua sta soffrendo di più in assoluto rispetto agli altri, quantomeno quelli che frequentiamo noi, ecco. Come vede il mercato qua a Vittorio? Molto scomodo da lavorare per via di queste situazioni qua, è molto disagio e da quando hanno spostato tutti i banchi di qua il lavoro non c'è più, stavamo molto meglio in centro come tutti i mercati. Qualche proposta per il mercato qua a Vittorio? Ritornare in centro dove eravamo prima oppure spostarci fuori dagli alberi in maniera di darci la possibilità di lavorare anche noi, che quando piove qui purtroppo non si può aprire, non si può fare niente, perdiamo i mercati continuamente e non si può andare avanti così. Lei come vede il mercato qui a Vittorio Veneto? Bene,
Bene, comunque se facciamo testo che il lunedì mattina, la prima giornata della settimana, è la peggiore commercialmente parlando. Non si può pensare che il lavoro inizia da giovedì in poi, da mercoledì anche mettiamo, però il lunedì e martedì sono giornate molto calme, lasciamoli calmi un po' e poi che si scatenino verso fine settimana. Sì. No, ma comunque abbastanza bene. In questo periodo non è che si lavori tanto perché gennaio è sempre stato un mese un po' sfavorevole per i nostri articoli. Una perché la gente dopo le feste, sai come sono, hanno già speso parecchio. Come si trova qui a Vittorio Veneto? Non tanto bene perché purtroppo l'amministrazione non ci viene incontro, qua è l'unico mercato su tutti quelli che abbiamo, non abbiamo la corrente, che è una cosa che per noi è vitale, per cui dobbiamo portare via dei generatori. La proposta sarebbe che il mercato lo trasferissero da qua e lo portassero più in giù verso il centro, perché noi qua in cima a Serravalle perdiamo una quindicina di mercati l'anno, in quanto quando c'è pioggia e vento noi siamo 3 banchi qua di formaggio e prima tutti quelli che ci sono prima non vengono praticamente, o vengono, fanno la presenza e se ne vanno a casa, rimane un buco di 500-600 metri, per cui sono mercati buttati via. Qua a Vittorio in particolare il mercato è un po' calato come in tutte le altre parti, comunque se parliamo della disposizione o dell'afflusso di clientela ci sarebbero delle migliorie da fare, però bisogna essere tutti d'accordo perché purtroppo a me va bene una cosa, a un altro va bene un'altra, è da capire cosa si può fare insieme all'amministrazione comunale, logicamente, perché noi siamo qua su una situazione svantaggiata con i gradini, con gli alberi, con le radici, quando piove non possiamo proporci più avanti perché perdiamo diversi mercati, insomma, col brutto tempo, qua, questa zona qua. Quindi se si potrebbe fare una soluzione diversa, però da capire insieme cosa si può fare senza danneggiare nessuno, non è che vogliamo star bene noi, star peggio gli altri, trovare una soluzione che sia omogenea per tutti, insomma.